Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti, adesso ve li presenterò. Parliamo come primo argomento di una tematica sì che non sempre fa piacere a tutti, però è bene comprendere determinate dinamiche, perché capendole, entrando un po' nel merito con chi se ne intende, con chi di solito risolve questi problemi, stiamo parlando di fiscalità, allora si riesce ad entrare meglio in certi meccanismi e anche a vederne la valenza. Di che cosa parliamo? Di riforma fiscale, ma non soltanto, di altri elementi di cui spesso si sente il nome ma non abbiamo capito la portata. I nostri protagonisti sono il dottor Antonio Viotto, dottore commercialista, presidente dell'Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto, ben arrivato qui con noi. Grazie, buonasera. Della dottoressa Mara Pilla, sempre commercialista, segretario sempre dell'Associazione dei Commercialisti, ben arrivata. Grazie, buonasera. E dal dottor Marco De Marchis, sempre commercialista, tesoriere dell'associazione, grazie anche a lei. Buonasera, grazie. Quindi parte del consiglio direttivo è qui presente, meglio di così non potete ascoltare, quindi viva voce della verità, di quella che almeno fino a che non ci siano modifiche significative nella legge di bilancio, perché non si sa mai, vero dottore, vero certo, Presidente? Potrebbe capitare anche questo. Allora Presidente, prima di entrare nel merito specifico delle tematiche, volevo proprio spiegare la riforma fiscale, non spieghiamo, no? Due parole di salienti, ma l'associazione che cos'è? L'associazione è un'associazione di commercialisti fondata dagli ordini dei dottori commercialisti del Veneto, per creare un soggetto istituzionale che abbia i rapporti, che mantenga i rapporti con la magistratura, con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane, con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, con la Guardia di Finanza, con gli altri ordini, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, che si occupano di difesa tributaria. All'associazione poi hanno aderito i commercialisti del Veneto, che si occupano di difesa tributaria in senso lato, perché tenga conto che il commercialista, oltre ad assistere il cliente durante le verifiche della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, da moltissimo tempo, direi da almeno 30 anni, il commercialista esercita anche la difesa di fronte al giudice tributario. Quindi è il difensore, diciamo, di fronte al giudice tributario. Quindi può essere, io le chiedo proprio da non competente sull'argomento, che l'associazione si faccia portavoce a livello istituzionale, magari vedendo il malessere di certi clienti in un periodo particolare, ne abbiamo passati di tutti e di più e chissà cosa ci attende, per ottenere delle riforme anche significative oppure no? Beh, diciamo tra i vari compiti c'è anche questo, il dialogo con le istituzioni serve anche per cercare di portare all'attenzione delle questioni che devono essere risolte a livello locale oppure a livello regionale oppure che ne so anche a livello nazionale. Certamente. Voi potreste confrontarvi, faccio l'esempio, con gli industriali? Assolutamente sì. Assolutamente sì, io l'altro giorno ero all'assemblea della Confapi e quindi c'è stato un confronto con loro, assolutamente sì. Quindi questo è importante capire, per cui certe istanze, siccome la questione fiscale sono questioni molto calde, diciamo, è importante che ci possa essere un'interlocuzione anche a livello istituzionale da voi che poi raccogliete tutte quelle che sono le dinamiche, le problematiche, le difficoltà, a volte gli errori che anche a livello legislativo possono essere fatti, perché c'è anche questo. Certo, assolutamente sì. Perfetto. Solo una cosa, ma l'intelligenza artificiale in qualche modo vi spaventa? No, l'intelligenza artificiale non deve spaventare, l'intelligenza artificiale a voi commercialisti, cioè non è che una risorsa, è chiaro che non si sa dove andrà a finire la risorsa, se un giorno la risorsa supererà l'intelligenza umana, non lo sappiamo. Diciamo che dal punto di vista fiscale può essere una questione da affrontare, perché è una risorsa per il professionista, ma è una risorsa anche per chi deve fare i controlli e quindi una risorsa per l'Agenzia delle Entrate, per esempio. No? Sì. Ecco, e questo dell'intelligenza artificiale, delle banche dati, dell'incrocio delle banche dati, questo è sicuramente una risorsa a disposizione delle attività di contrasto dell'evasione. Quello che secondo me è importante è che questa risorsa deve essere condivisa, perché se la risorsa ce l'ha solo una parte, è chiaro che si crea uno squilibrio tra chi deve accertare e chi viene accertato, e lo squilibrio non va bene.
Assolutamente. Ecco, allora vediamo di sanare eventuali, vedere se ci sono degli squilibri. Nella riforma fiscale, cioè, è cambiato qualcosa? Cos'è che deve sapere il contribuente, l'imprenditore? Queste modifiche chi riguardano? Beh, allora, le modifiche riguardano tutti, fondamentalmente. Tutti. Ascoltate tutti allora. Riguardano tutti, assolutamente. Poi entreremo, diciamo, nei singoli argomenti più in dettaglio, ma questa è una riforma molto ampia. È una riforma anche molto ambiziosa, una riforma ampia perché riguarda lo Statuto dei diritti del contribuente, che poi vedremo è, diciamo, la legge fondamentale in materia tributaria dopo la Costituzione, riguarda l'accertamento, riguarda l'attività di riscossione, ma riguarda anche le imposte, le successioni, le donazioni, l'IRPEF. Quindi è quella riforma di cui si era parlato tanto tempo addietro, perché poi diciamo che è passato un po' in secondo ordine. Si dice ci sarà questa riforma fiscale e punto. È questa è una riforma molto ampia, ripeto, perché riguarda, ci sono decine di decreti che vengono approvati. Al tempo stesso, dobbiamo dire, è una riforma molto ampia, ma non necessariamente una riforma così profonda, cioè non sconvolge niente, è una riforma che ristruttura, ecco, il sistema tributario, cambia alcune cose, ma l'impianto rimane lo stesso. Poi ci sono aspetti positivi, aspetti negativi, come sempre, quando si devono fare le norme, no? Bisogna fare sintesi tra tante istanze, e gli industriali, e il contribuente, e i difensori, e l'Agenzia delle Entrate, e la magistratura. Bisogna fare sintesi, qualcosa viene bene, qualcosa viene meno bene. È troppo presto per dire se secondo voi, visto che lei è Presidente, è una buona riforma? Allora, ci sono delle cose buone. Vedremo, la riforma dello Statuto del contribuente contiene tante cose buone. Anche un altro aspetto positivo è la compliance, cioè il tentativo di dialogare maggiormente con il contribuente, prevedere degli istituti di controllo del rischio fiscale. Ci sono degli aspetti negativi e lo vedremo. Uno di questi è il concordato preventivo biennale, che è una misura che ha tante lacune, anche dal punto di vista, diciamo, della sua valutazione costituzionale. Quindi il famoso concordato preventivo biennale, attenzione, anche voi lo vedete un pochettino grigio. Sì, decisamente. Non solo chi è diretto. Decisamente, ma le notizie di cronaca sono abbastanza chiare in questi giorni, quindi assolutamente. Torneremo poi nel merito. Chiedo a lei, dottor De Marchis, proprio una battuta, dopo mi collego subito con perché ha citato lo Statuto del contribuente, solo capire che cos'è questo Statuto del contribuente, quanti lo conoscono? Dovrebbero conoscerlo tutti, ma forse non lo conoscono. Lei parla con i nostri telespettatori. La pietra miliare del diritto tributario, cioè contiene tutti i principi che regolano i rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria e dovrebbe tutelare il contribuente nel corso di controlli, verifiche e tutta l'attività accertativa. Ma secondo lei le persone, i vostri clienti, perché poi voi siete professionisti, ne sono a conoscenza e bisognerebbe conoscere qualche cosa di questo statuto? Certo, dovrebbe essere il professionista a conoscerlo e quindi i nostri assistiti si rivolgono a noi per questo, perché sappiamo indirizzarli e contestualizzare tutta l'attività di controllo nell'ambito dello statuto, perché le norme singole, le singole disposizioni che regolano il controllo, l'accertamento e la riscossione sono vecchie, non sono, come dire, adeguate allo statuto. Bisogna prendere lo statuto, leggerlo, interpretarlo e applicarlo per difendere e tutelare i contribuenti. E questo statuto è stato un po' modificato? È stato modificato di recente. Quindi voi commercialisti tutti i commercialisti devono aggiornarsi? Devono aggiornarsi assolutamente, è un momento di grande cambiamento. Sono stati aggiunti parecchi articoli allo statuto, che è la legge 212 del 2000 per dare un numero, e dopo 24 anni è stata rimaneggiata. Questo riguarda anche i CAF? I centri di assistenza fiscale? Ma tutti, perché dà delle regole ampie di comportamento, bisogna conoscerle, assolutamente sì. In meglio, non so se appunto... In meglio sì, cioè la linea guida della riforma dello statuto è quella di tutelare il contribuente e porlo, come diceva prima il collega Antonio, su un piano di parità con l'amministrazione finanziaria. Quindi un dialogo. Un dialogo, una trasparenza, una stabilità nei rapporti tra fisco e contribuente, perché molte volte... Le norme tributarie cambiano, no? Ci sono interpretazioni contrastanti, incoerenti, quindi lo statuto servirebbe a dare chiarezza, serve a dare chiarezza, poi l'interpretazione che alle volte non è così chiara. Noi dopo c'è l'interpretazione, che è un altro aspetto importante, ma ci siete voi commercialisti? Assolutamente sì, siamo una risorsa. Dottoressa, ha accennato prima il Presidente, concordato preventivo biennale, se ne sente parlare tantissimo di questo, parlare solo, anche so dire, aderite al concordato preventivo biennale.
Allora, a dirlo proprio, semplifichiamolo al massimo. Proviamo innanzitutto a dire che cos'è. È un accordo che gli autonomi e le imprese di dimensioni contenute, diciamo fino alle medie, possono stipulare. Cioè fino a quanto di fino fatturato? a 5 milioni di fatturato, possono stipulare con il fisco per il biennio successivo. Questo è il concordato a regime come è stato pensato dalla norma, da non confondere, un suggerimento che possiamo dare a chi ci ascolta, da non confondere con questa tornata di concordato preventivo che è stata condizionata dalla fretta, lo strumento era nuovissimo. Allora, il concordato di cui lei sta parlando non è quello che si sta pubblicizzando? Quello che si sta pubblicizzando è un concordato preventivo a metà, perché il biennio, anziché essere quello successivo, è costituito dall'anno 2024 e dall'anno 2025. Certo. Ne stiamo parlando adesso che è dicembre del 2024, qualcosa di preventivo non c'è, quindi distinguerei l'idea di fondo che sarebbe quella di anticipare l'accordo con il fisco dalla contingenza data dalla fretta di queste ultime settimane, che è stata una delle ragioni, ritengo, delle polemiche e anche delle difficoltà interpretative, ed è stata un po' compensata da alcuni benefici che sono stati collegati per questa tornata all'accordo, tipo aliquote un po' più basse, tipo prevedibilità superiore, perché si parlava di un biennio in cui il primo anno era già praticamente trascorso, e un abbinamento con una sanatoria degli anni pregressi per rendere lo strumento un po' più appetibile. Però se lo vogliamo guardare a regime, invece, quello che fa veramente la differenza rispetto al passato, la rivoluzione, diciamo, è il fatto che appunto sia preventivo. Un tempo l'imprenditore svolgeva la sua annualità, alla fine guardava i conti, compilava la dichiarazione e poteva scoprire con gli strumenti di prima, studi di settore, indici di affidabilità, che non era esattamente in linea con lo standard che il fisco si attendeva da lui. Con questo strumento avrebbe la possibilità di scoprirlo, anziché a giochi fatti, di scoprirlo con un determinato anticipo. Ecco, cosa che un cristiano non riesce a spiegarsi. E anche i piccoli imprenditori stranieri, partite IVA di un certo tipo, professionisti. Come io posso ipotizzare con questi andamenti di mercato molto altalenanti, scoppia una guerra di qua, un'altra di là, si chiudono dei mercati da una parte, se ne aprono dall'altra, l'auto crolla con tutto l'indotto, adesso a filiera abbiamo l'area del Vicentino che sta tracollando e così. Come io posso prevedere una certa attendibilità il fatturato di un anno a venire, perché proprio l'ho detto alla luce degli alti e bassi, ed è questo che lascia perplessi. E tanti dicono, ma cosa è come se lo Stato presumesse che comunque io vado a frodarlo. Naturalmente comprendo. Io ho cercato di spiegarlo riassumendo quello che mi hanno trasmesso. E ritengo che questa sia la ragione per cui non è uno strumento obbligatorio ma facoltativo. Quindi chi ritiene di avere un buon grado di prevedibilità anche per il futuro può aderire allo strumento che gli porta dei vantaggi, indubbiamente. Se hai una situazione con una evoluzione, diciamo, stabile che sei in grado di prevedere, probabilmente il concordato fa il caso tuo. Se invece vivi in un contesto di mercato con grandi oscillazioni, il concordato non fa il caso tuo, anche perché il suo grosso limite è quello di non prevedere una via d'uscita. Non è prevista una via d'uscita, quindi devi sentirti sufficientemente sicuro, con un'idea abbastanza robusta di come andranno le cose, in modo da portarti a casa i benefici, che sono delle coperture rispetto ai controlli fiscali che indubbiamente sono di una certa importanza, e assumerti il rischio della variabilità. Se sei in un contesto di oscillazioni probabilmente non fa il caso tuo. Poi non escludo che, come sempre succede con gli strumenti nuovi, nel corso del tempo ci saranno degli aggiustamenti. Certo. Se il motivo del flop, perché i numeri non restituiscono un indice di successo, se il motivo del flop fosse
poi del concordato in sé per sé, cioè di questa manovra. Fosse il fatto che non c'è una via d'uscita, magari in futuro possiamo immaginare che il legislatore prenda un po' più in considerazione questa ipotesi. Un punto però che vorrei sottolineare, perché secondo me è passato poco, è il punto relativo al collegamento tra il concordato e i controlli. Cioè non è così automatico come sento nei dibattiti divulgativi che aderire al concordato significhi non subire poi un controllo. Che l'unico, che quanto ho capito anch'io, sarebbe l'allettamento. Faccio sta cosa qua, almeno esatto. In pace. Esatto. Esattamente, perché la differenza tra il concordato e il condono sta proprio qui. Con il condono chiudo la posizione, non subirò più il controllo, nessuno andrà più a rivedere quei numeri. Con il concordato ho la spada di Damocle della decadenza. Se esco da determinati binari, e questa fuoriuscita si può vedere soltanto nel corso di un controllo, perderò i benefici. Di conseguenza non metterei diciamo, questo strumento in quel calderone dove stanno quelli in cui la lotta all'evasione viene fatta escludendo i controlli. Qui c'è tutto lo spazio per subire il controllo. Quindi attenzione, non è questo un fattore di attrattività. Presidente, lei lo consiglierebbe a un suo cliente tipo entro i 5 milioni di fatturato, in coscienza, conoscendo il Veneto, siamo in Veneto? Ma allora, qui bisogna distinguere, c'è un piano, diciamo, pragmatico, no? Devi valutare se prevedi che ti andrà bene, va bene, e quindi il piano pragmatico. Quindi non l'importante è questo. Non puoi standardizzarlo, non puoi dire, cioè, devi fare una previsione. E secondo me però anche, io come dire, lo insegno anche all'università, cioè qui dobbiamo considerare che la tassazione si deve fare sul reddito effettivo, non sul reddito che uno presume. Ecco, bravo, lei è arrivato, ha tirato fuori perché anche dire se la cosa ti va bene, ti conviene, allora aderisci al concordato, vuol dire che se tu prevedi di avere 120 e il concordato ti dice basta che paghi 100, è chiaro che ti conviene farlo, ma vuol dire che ci sono 20 di tuo reddito, di tua ricchezza, su cui non paghi l'imposta. Quindi per te contribuente, va bene, è un vantaggio, te lo dà la legge, ma come sistema siamo sicuri che questo sia un sistema virtuoso? Su questo io ho seri dubbi. Ecco, e su questo eventualmente la vostra associazione potrebbe interloquire qualora si tirerà un bilancio per vedere. Io penso che quando si tireranno le somme del gettito del concordato, uno dovrà dire quanto abbiamo incassato con il concordato, quanto avremmo incassato se non ci fosse stato. Ecco, certo. Io penso che alla fine il saldo non sia positivo. Ecco, no, questo è interessante, no, perché ogni volta che esce qualcosa di nuovo, mi ricordo quando era uscito il super bonus, alle associazioni di categoria coinvolte, si dice ma alle persone conviene aderire oppure no, agli imprenditori conviene, e ognuno aveva espresso la propria, seconda di chi rappresentava, il proprio parere. Per quello chiedo un po' a voi, in questo caso qui, chi ci ascolta da casa dice ma cosa ne pensano i massimi esperti del settore? Conviene o non conviene? Perché poi magari il singolo commercialista non si vuole assumere responsabilità, dice decidi tu, vuoi o non vuoi. Certo, quindi questa è un'altra cosa, quindi è il cliente, dottoressa, che decide poi alla fine. L'ultima parola ce l'ha il cliente, proprio perché è un'opzione. Poi il miraggio a cui faceva riferimento il professor Viotto del reddito effettivo è per tutti noi un punto di riferimento, a quanto pare non raggiungibile nonostante gli strumenti dell'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima. Diciamo, l'idea di ricostruire un reddito in modo forfettario attraverso presunzioni e stime indirette è nata in passato dal fatto che ci si è resi conto che non c'era la possibilità di avere prove certe, di fare controlli puntuali, passaggio per passaggio, non so se mi sono spiegata. Ora con l'intelligenza artificiale a me viene da pensare che per il futuro forse di tutte queste presunzioni potremmo anche fare a meno, nel senso con la disponibilità di dati certi che avrà l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, con l'utilizzo di questi nuovi strumenti, forse
che naturalmente non nei prossimi 2 anni, però ad una gittata più lunga, si potrà pensare di ritornare ad un controllo più puntuale e quindi ad avvicinarci a questo miraggio del reddito effettivo. Chi non vorrebbe pagare sul giusto? Certo, assolutamente sì. Io vi devo interrompere un attimo perché abbiamo la pubblicità che incombe, qualche secondo restate con noi, ci sono altri argomenti interessanti che andiamo ad affrontare, sarebbe troppo, ad accennare però per farvi capire cosa ci sta dietro, tra poco.